Si chiama Oro Bianco l'operazione portata avanti dai carabinieri di Agrigento, illustrata stamani nel corso di una conferenza stampa tenuta dal comandante provinciale, il colonnello Vittorio Stinco, e dal comandante del reparto operativo, tenente colonnello Luigi Di Santo. Alle prime luci dell'alba, i militari dell'Arma, sotto il coordinamento della Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, hanno avviato una massiccia operazione antimafia con l'impiego di oltre 200 unità dell'Arma, dello squadrone cacciatori, dei nuclei cinoferi e di elicotteri, eseguendo 35 provvedimenti giudiziari, di cui 12 misure cautelari in carcere per il reato di associazione a delinquere di tipo mafioso, secondo l'articolo 416 bis. L'accusa per gli indagati è quella di essersi avvalsi della forza di intimidazione del vincolo associativo e delle condizioni di assoggettamento ed omertà che ne derivano per commettere gravi delitti, acquisire la gestione e il controllo di attività economiche, di concessioni e di autorizzazioni di appalti pubblici e procurare voti eleggendo propri rappresentanti in occasione delle consultazioni elettorali. Si tratta di un'attività investigativa condotta dal reparto operativo del Comando Provinciale Carabinieri. Il GIP ha emesso 12 misure cautelari, 11 in carcere e una agli arresti domiciliari per i reati previsti e puniti dall'articolo 416 bis, commi da 1 a 6, di cui all'articolo 74 del DPR 309/90. Inoltre 23 avvisi di garanzia per i medesimi reati nei confronti di altrettanti soggetti. Nel corso delle perquisizioni sono inoltre stati sequestrati oltre 70.000 euro. Teatro dell'indagine è stata Palma di Montechiaro. Di natura composita si è presentata la consorteria mafiosa di questo contesto, organizzata e federata sul modello delle federazioni stirdare, che proprio a Palma di Montechiaro ebbe uno dei centri di maggiore presa, ma nella rinnovata vesta dei vecchi paracchi, gruppi criminali antesignani della stessa stidda, tra i quali è emerso quello dei Pace, intesi Cucciuvi. Nel riscontrato assetto societario mafioso palmese sono rispuntati gli uomini già collegati ai gruppi storici di Calafato e Benvenuto, attraverso il capo stipite Domenico Pace del 41, con l'intero paracco ormai solido e unitario e con sfede di competenza definite forte, sia quantitativamente che qualitativamente, con una storia alle spalle che parte dalla seconda metà degli anni 90 e gestito autorevolmente da suo nipote Rosario Pace del 1960. Giova inoltre ricordare che proprio il cugino di Rosario Pace, Domenico del 66, si rese responsabile anche dell'efferato omicidio del giudice Rosario Livatino, compiuto ad Agrigento lo scorso 21 novembre 1990 lungo la strada statale. Nel corso dell'indagine a Favara ha assunto un ruolo cardine anche Giuseppe Blando del 64, una figura molto carismatica e contigua a Cosa Nostra, concreto ed efficace anello di raccordo tra Cosa Nostra palermitana e gli stirdari di Palma di Montechiaro, colpito da misura per la sua capacità di intermediare per le grosse quantità di sostanza stupefacente tipo cocaina, eroina e hashish, interagendo addirittura con i palermitani e i calabresi. Il soggetto in questione, già tratto in arresto dall'Arma nel maggio del 96 insieme alla moglie, entrambi favoreggiatori della latitanza di Giuseppe Brusca, fino al suo arresto ad Agrigento, avvenuto nel maggio del 96, per cui conto avrebbe fatto da corriere con gli uomini della cosca di San Giuseppe Iato. L'organizzazione mafiosa dei Pace, oltre a trarre sostentamento dalla droga, si occupava di attività estorsive attraverso la messa a posto nei confronti di attività commerciali e imprese operanti a Palma di Montechiaro, un'ati edile di Favara per realizzazione del quartiere denominato Stazione Pizzillo di Palma di Montechiaro, con le intercettazioni che dicevano: vedi cosa devi fare, ora c'è la festa e festeggiamo tutti, gli vado a dare fuoco, gli puoi anche far cadere i denti. Minacce agli appartenenti alla polizia municipale, l'arruolamento nelle fila del paracco, levati di mezzo sbirro purrito, l'hai sciuppiato. Servizi funebri che venivano gestiti proprio da due appartenenti al sodalizio con il ruolo di soldati, obbligando anche le persone ad assegnare a due ditte diverse lo stesso funerale. Rapine a compro oro e portavalori con AK-47, mezzi cingolati, con la partecipazione di manodopera esterna al paracco. Inoltre avvenivano anche recuperi crediti, attività economicamente poco remunerativa ma che garantiva prestigio e riconoscenza dai parti dei consociati.
Politica locale con il ruolo di capo decina del Paracco e dei QCV. È stato colpito nella misura Salvatore Mondalto, consigliere comunale in carica nel municipio di Palma di Montechiaro. Il 21 giugno 2017 la data dell'elezione, ottenendo 413 preferenze, occorsa proprio grazie all'apporto determinante degli altri membri del Paracco. Questi anche forte grazie al suo ruolo all'interno dell'Unicredit di Palma di Montechiaro, attraverso il quale agevolava l'incasso di assegni intestati al capogruppo Domenico Manganello, emessi da soggetti connessi al traffico di stupefacenti. Si ci interessava anche di politica regionale, offrendo sostegno elettorale a un inconsapevole onorevole eletto nell'Assemblea regionale siciliana, con l'aspettativa di ricevere favori. Assunzioni pubbliche a richieste di interessamento, del tipo hanno telefonato per confermare nome e cognome, fammi arrivare il curriculum. Assistenza alle famiglie degli affiliati malati o detenuti, inclusi interessamenti per visite mediche attraverso la distribuzione di somme di denaro.